Amici di Diretta Sport, benvenuti al centro federale Tino Carta di Oristano. È tempo di finale nel campionato regionale giovanissimi. Si affrontano il Sassari Latte Dolce e la Ferrini Cagliari. Una partita molto sentita da entrambe le parti, ovviamente sia la Ferrini che il Latte Dolce vogliono fregiarsi di un altro titolo regionale. Si tratta di due tra i migliori settori giovanili senz'altro dell'intera isola. Andiamo subito a dare uno sguardo alle formazioni iniziali scelte dai rispettivi allenatori. Il Latte Dolce scende in campo con il numero 1 Andrea Sanna, con il numero 2 Simone Porcu, con il numero 3 Francesco Canu, con il 4 Antonio Gadau, con il 5 Andrea Fusco, con il 6 Edoardo Cresci, con il 7 Samuele Pugetto, con l'8 Antonio Salaris, con il 9 Salvatore Mudadu, con il 10 Michele Carboni e con l'11 Manuel Canu. L'allenatore è Gabriele Setti. A disposizione ci sono Panai, Tugulu, Poddighe, Dettori, Fenu, Pulino, Piga, Zurberti e Mandica. Questo dunque l'11 iniziale del Latte Dolce, che veste la consueta divisa bianco-celeste. Vedete anche il saluto alla terna arbitrale prima del fischio d'avvio di questa finale del campionato regionale giovanissimi. Andiamo a dare uno sguardo anche all'11 iniziale invece della Ferrini di Cagliari, con il numero 1 Luca Bol, con il 2 Alessandro Enardu, con il 3 Alberto Del Prete, con il 5 Manuel Mantega, con l'8 Alberto Milia, con il 9 Salvatore Floris, con il 10 Nicolà Zei, con il 13 Andrea Melis, con il 20 Simone Tuveri, con il 23 Francesco Labieni, con il 28 Fabio Corrias. A disposizione dell'allenatore Virgilio Polidetti ci sono con il numero 12 Michele Cocco, con il 6 Giuseppe Carta, con il 7 Mattia Melis, con l'11 Cristian Zucca, con il 14 Fabrizio Lai, con il 15 Mauro Magia, con il 18 Nicolò Onnis e con il 19 Marco Zonza. Prima dell'inizio di questa finale regionale verrà osservato un minuto di raccoglimento. È terminato il minuto di raccoglimento. Vento forte, minaccia di pioggia, temperatura non certo primaverile per questa finale regionale giovanissimi. Dovranno fare i conti anche con questi aspetti meteorologici le due squadre. Vedete l'abbraccio tra i giocatori del Latte Dolce che cercano di caricarsi prima dell'inizio di questo ultimo atto della loro stagione, una stagione senz'altro vincente, una lunga cavalcata fatta soprattutto di risultati positivi, come è stato del resto anche per la Ferrini. Una sorta di derby tra il capo nord e il capo sud della Sardegna, per stabilire chi andrà a fregiarsi dello scudetto regionale, chiamiamolo così. Intanto le squadre sono ormai veramente pronte per l'inizio della partita. Come detto, tenuta bianco-celeste per il Latte Dolce, tenuta interamente rossa invece per la Ferrini, guidata in panchina da Virgilio Polidetti. Ultimi controlli da parte dell'arbitro e poi sarà battaglia qui al centro federale Tino Carta e si parte. Il primo pallone viene gestito dalla Ferrini subito con un lancio lungo in avanti, l'intervento in anticipo e poi il pallone raccolto da Manuel Canu per il Latte Dolce, che ora cerca di costruire la propria azione partendo dalle retrovie. Il giocatore in maglia numero 9 Salvatore Mudadu qui ha subito il fallo abbastanza evidente, intervento in ritardo. Il giocatore della Ferrini cercava il pallone senza però riuscire
a trovarlo. C'è il tocco corto in direzione di Salaris, pressato, rischia anche di perdere il pallone, arriva in suo supporto Francesco Canu, la sponda di testa, l'intervento poi molto rapido da parte di Simone Tuveri qui per la Ferrini, e poi cerca di imbastire un'azione di contropiede della squadra cagliaritana, azione che però tramonta immediatamente in virtù del buon recupero difensivo qui da parte dell'esterno di destra del Latte Dolce. C'è una rimessa con le mani per i cagliaritani, il pallone spedito in avanti. E altra rimessa laterale per la Ferrini, il pallone arriva soltanto in questo istante, lo consegna Francesco Labieni all'indirizzo del compagno. Ferrini che prova a premere, allora in queste prime battute il pallone lungo messo fuori di testa, poi siamo a ridosso dei 16 metri con Ferrini che non riesce qui a produrre una percussione vincente. Vediamo se c'è spazio invece per il contropiede del Latte Dolce, subito fermata l'azione di Manuel Canu, che deve accontentarsi pure lui di una rimessa laterale. Rimessa laterale eseguita da Canu verso il giocatore in maglia numero 10 Michele Carboni, che agisce da playmaker arretrato in questa fase per il Latte Dolce. Buono lo sviluppo qui sulla catena di destra, a coinvolgere anche Salvatore Mudadu, ancora attenta però la linea difensiva della Ferrini sugli sviluppi, pallone troppo lungo per Salvatore Floris che non lo può assolutamente controllare. Terzo di gioco nel corso del primo tempo, ovviamente nulla è successo, anche se seguiamo ora questo tentativo offensivo da parte della Ferrini. Qui Tuveri lamentava una spinta alle spalle non ravvisata però dal direttore di gara. Si continua a giocare, altro buon recupero qui, pregevole anche il doppio passo di Nicolazzei. Arriva sull'out di destra Alessandro Enardu, fermato da Canu, insiste la Ferrini. Enardu qui non trova la collaborazione di nessun compagno, allora ricostruisce il Latte Dolce con Canu, subito murato il suo tentativo di passaggio in avanti. C'è il cambio di fronte d'attacco qui per il Latte Dolce, un difetto nel controllo, arriva anche il primo pallone toccato dal portiere della Ferrini, Luca Boi, che manda però direttamente fuori. Altra sponda con il petto per Mudadu, centravanti del Latte Dolce, quindi Salaris cerca spazi a ridosso della tre quarti, costretto a tornare all'indietro verso Canu che apre a sinistra, zona ancora ben coperta da parte della Ferrini. C'è un lungo duello fisico qui che coinvolge Manuel Canu, riesce ad andarsene Canu, buona la sua azione, calcia male però con il destro, il pallone gli resta sotto, prova a risolvere dalla distanza Carboni, un mancino forse anche smorzato dal vento, raccolto facilmente da Boi, estremo difensore della Ferrini. Quarto di gioco qui al centro federale Tino Carta, nessuna occasione da registrare, 0-0 il risultato in questa finale regionale della categoria giovanissimi. Quindi intervento difensivo non perfetto di Manuel Mantega, attenzione ancora al Latte Dolce, raccolta la respinta da parte di Manuel Canu, sposta il pallone sul destro, va per vie centrali ancora verso Carboni, chiamato a illuminare il gioco della squadra sassarese. Anche qui qualche difetto di precisione nel passaggio non permette appunto di dare continuità all'azione d'attacco della squadra guidata in panchina da Gabriele Setti, tecnico di lungo corso e pluridecorato a livello giovanile. Sempre in casa Latte Dolce come detto senz'altro tra i migliori vivai dell'intera Sardegna, anche la Ferrini non è da meno, vedremo chi avrà la meglio questo pomeriggio. Intanto è stato comandato un calcio di punizione in favore del Latte Dolce, già battuto da Edoardo Cresci, un altro tentativo di avanzata sul settore di sinistra per Francesco Canu, pure qui c'è una spinta ai danni del laterale mancino del Latte Dolce. Vediamo come il Latte Dolce riesce a sfruttare questa occasione potenziale su palla inattiva. Sul pallone c'è Antonio Salaris,
arriva la battuta del calcio di punizione, qui pallone troppo lungo, troppo alto, irraggiungibile per gli avanti del laterale. Si riprenderà dunque con una rimessa dal fondo per Luca Poi. Siamo ormai al quinto del primo tempo e ancora nessuna emozione da registrare qui a Oristano. Va con il rilancio lungo il portiere della Ferrini, con il gioco che però è stato immediatamente interrotto perché c'era un giocatore del Latte Dolce a terra con qualche problema, e c'è anzi il primo cambio della partita, soprattutto in casa Ferrini, probabilmente qualche problema fisico. Allora assistiamo all'ingresso in campo del giocatore in maglia numero 19, Marco Zonza. Dovrebbe essere uscito Alessandro Enardu. Questo è il cambio già al quinto del primo tempo, dunque problemi per l'allenatore Virgilio Polidetti. È già finita la finale regionale di Alessandro Enardu. Da ripetere intanto la battuta dal fondo di Boi, il pallone che spiove, viene colpito di testa da Carboni, che si era però liberato con una spinta. Punizione per la Ferrini, la andrà a battere con il numero 23 Francesco Labieni. Il pallone è mandato in avanti, Tuveri non lo può controllare, rilancio lungo da parte del Latte Dolce, già controllato poi il pallone da parte della Ferrini, agisce il nuovo entrato Marco Zonza, non trova collaborazioni in avanti in nessun compagno, sempre più forte il vento, sentite in sottofondo. E al centro federale Tino Carta del Prete, chiedo scusa, Canu per il Latte Dolce, ancora servito sul retropassaggio del compagno. E qui Andrea Sanna, il numero 1 del Latte Dolce, è stato costretto a spazzare via il pallone per impedire un'azione pericolosa. Allora è pronto con la rimessa con le mani Marco Zonza, cercava Tuveri, vediamo qui che è stato l'ultimo a toccare, è stato proprio il giocatore della Ferrini, non c'è stato l'intervento da parte di Canu, e si accinge a rimettere dal fondo Andrea Sanna. Si fa sentire anche la fazione di pubblico sassarese. Tanto pubblico sugli spalti del centro federale di Sarodia. Non solo la finale regionale allievi, ma anche quella non solo la finale regionale giovanissima, ma anche quella allievi in programma in questo lungo pomeriggio di calcio giovanile sugli schermi anche di Diretta Sport, così come del resto era accaduto anche lo scorso anno. Ancora il Latte Dolce che cerca di costruire quando siamo al nono. Scambia fronte, qui si agisce sulla destra con Simone Porcu che prova a calibrare un cross dalla tre quarti, assolutamente innocuo per Luca Boi, fa su il pallone con sicurezza. Il rilancio lungo da parte del portiere della Ferrini, Tuveri lotta sul pallone, anzi si trattava di Zonza, con la sua velocità può cercare di seminare un po' il panico là sul settore di destra. Qui è riuscito anche a ottenere un calcio di punizione. Siamo a ridosso della tre quarti, posizione decentrata verso destra, potenzialmente invitante per i saltatori della Ferrini. Su palla inattiva, c'è da fare i conti anche con il vento, vedremo come verrà sfruttata questa opportunità, se ci sarà uno schema o se ci sarà un semplice cross verso i 16 metri. Viene invitato a rettificare il punto di battuta del calcio di punizione Francesco Labieni,
barriera a 2 uomini disposta dal latte dolce, arriva il fischio dell'arbitro, il pallone molto alto, potenzialmente insidioso, era a caccia della sfera Salvatore Floris, che non è riuscito però a girare verso la porta difesa da Andrea Sanna, che ha già battuto rimessa dal fondo in maniera troppo rapida, troppo disordinata secondo il direttore di gara. Tutto da ripetere. Va Sanna con la battuta dal fondo, raccoglie il pallone Puceddu per il latte dolce, un lancio lungo in avanti, stavolta senza destinatari, cerca di inseguire Mudadu, ma in abbondante anticipo Luca Boi. Guadagna qualche secondo il portiere della Ferrini e poi rilancia verso il centro del campo. L'intervento di testa da parte del giocatore di maglia numero 5 del latte dolce, si trattava di Fusco, rimessa con le mani per Zonza che è già pronto, vede un movimento in avanti da parte di Tuveri, anzi si trattava del numero 13 Andrea Melis, un batti e ribatti con il pallone che poi preda di Carboni, verticalizzazione improvvisa in avanti, Mudadu chiuso bene qui dal difensore della Ferrini che si rifugia in fallo laterale. Partita molto equilibrata fino a questo momento, 0-0 il risultato, nessuna occasione importante da registrare, ma squadre che stanno cercando di proporre anche una buona qualità di gioco. Arriva Francesco Canu a incaricarsi della battuta, della rimessa con le mani, suggerimento corto, qui un altro scontro regolare secondo l'arbitro, che poi però vuole andare a sincerarsi le condizioni del giocatore del latte dolce, è rimasto colpito alla caviglia sinistra in questa circostanza. Si trattava di Manuel Canu. Riprende il gioco con la rimessa laterale per la Ferrini, linea di passaggio subito interrotta per l'intervento di testa da parte del giocatore della squadra allenata da Gabriele Setti. Si rimane sostanzialmente lì, sempre Zonza. E poi Francesco Canu per il latte dolce, qui contrastato, finisce col perdere il pallone per l'intervento di Salvatore Floris. Ancora Floris contro la pressione anche di Carboni. Costruisce il latte dolce che ama svariare in termini di corsie, si passa rapidamente da sinistra a destra, qui una finezza da parte di Carboni, poi fermato fallosamente Mudadu. Buona l'azione e permette al latte dolce di ottenere questo calcio di punizione dalla tre quarti. C'è il capitano Michele Carboni sul punto di battuta, potrebbe senz'altro optare per una battuta diretta in porta sfruttando anche il fattore vento. Vedremo quale sarà la sua soluzione. L'arbitro conta i passi per far sistemare a distanza dalla barriera. Vedete voi a ridosso del palo che fa sistemare un po' il piazzamento dei compagni. Potenziale opportunità per il latte dolce quando siamo al quarto d'ora del primo tempo sul risultato di 0-0. La rincorsa di Michele Carboni, la battuta col mancino, il pallone che si abbassa ma troppo tardi e dunque nessun problema per Boi. Può controllare con lo sguardo l'uscita del pallone alle sue spalle. Ha battuto il rinvio dal fondo, poi l'intervento di testa è stato qui di Manuel Canu. Attenzione perché Mudadu si può involare all'interno dell'area di rigore. Il cross col mancino messo fuori di testa da Manuel Mantega produce però questo calcio d'angolo da sinistra in favore del latte dolce, che ora si propone con maggiore insistenza dalle parti di Boi, portiere della Ferrini. Sarà Puceddu a mettere in mezzo questo pallone, la sua rincorsa, si formano le coppie all'interno dell'area, la battuta però non è perfetta da parte di Puceddu, bassa, abbastanza debole, raccoglie però
nuovamente il pallone, buono lo spunto, il pallone sul mancino, cross stavolta decisamente più invitante a mezza altezza, c'è l'intervento in anticipo da parte del difensore della Ferrini, il pallone che esce oltre la linea laterale, resta in zona d'attacco il Latte Dolce con questa rimessa. Qui lamentano un fallo i giocatori della Ferrini, ma l'arbitro lascia correre. Ancora da sinistra a destra il Latte Dolce prova ad affondare. Il pallone è respinto, poi allontanato di testa. Vediamo se si sviluppa il contropiede della Ferrini. Qui in gran velocità Andrea Melis si lancia all'inseguimento del pallone, lo allunga troppo, però nella rimessa sarà in favore del Latte Dolce che non corre rischi. Attenzione qui a Canu, porta a spasso un paio di avversari, poi appoggia lateralmente in direzione di Antonio Gadau che arriva in suo supporto. Qui il passaggio è un po' telefonato, allora la Ferrini ha l'opportunità di ripartire, ma qui è sbagliata ancora la misura del passaggio in avanti che era nelle intenzioni destinato ad Andrea Melis. Attenzione qui al Latte Dolce con Antonio Salaris che era partito sul filo del fuorigioco, bravo nella lettura Boi che esce fin al limite dei suoi 16 metri per abbrancare il pallone. Più Latte Dolce che Ferrini in questa fase, ma partita che possiamo definire assolutamente ancora equilibrata. Intanto l'azione di Nicola Azzei, il recupero di palla viziato da un fallo però parte di Porcu per il Latte Dolce. Sarà Melis a battere questa punizione per la Ferrini, mentre ne approfittano i due allenatori per andare a dare delle indicazioni. La battuta molto lunga e profonda, qui è molto bravo Andrea Sanna in questa uscita non semplice, perché è disturbata non solo da un avversario ma anche da un compagno. Si trattava nella circostanza di Edoardo Cresci, mentre un giocatore della Ferrini è rimasto colpito a terra, una botta per lui, con Sanna che va a soccorrerlo. Normale scontro di gioco che non dovrebbe pregiudicare il prosieguo della partita del giocatore della Ferrini che ricordiamo ha già dovuto provvedere a un cambio già al 5° minuto di gioco con l'uscita di Enardu e l'ingresso in campo di Marco Zonza. Anche qui problemi fisici che hanno costretto appunto Polidetti al primo cambio della partita. Ancora gioco interrotto, siamo ormai a ridosso del 20°. Vedete qui inquadrato dalla camera guidata dal nostro Andrea Farris, Andrea Fusco, centrale difensivo del Latte Dolce. Fin qui prestazione difensiva direi priva di sbavature per la squadra di Setti, che non ha rischiato assolutamente nulla. Dall'altra parte il Latte Dolce ha cercato senz'altro di produrre una mole di gioco maggiore. Buono il palleggio della squadra di Setti, che ama giocare palla a terra spostando il pallone da destra a sinistra anche in maniera rapida. Poi si affida là davanti anche alla qualità di Carboni, giocatore maglia numero 10 che è in grado di illuminare il gioco della squadra sassarese, che detta i tempi delle manovre offensive. Il pallone intanto torna dalle parti di Boi, portiere cagliaritano che attende che i suoi compagni avanzino di qualche metro prima di andare a rilanciare lungo il pallone. Qui il contrasto con Canu, che vede all'indietro Fusco, non è spostato a destra per l'avanzata di Simone Porcu. Porcu allarga ancora il gioco, poi cerca timidamente un taglio che non viene compreso dal compagno di squadra. Si trattava nella circostanza di Samuele Puceddu. Latte Dolce che può attaccare ancora. Qui riesce la combinazione, attenzione a Carboni, fermato dal buonissimo intervento in te che è scivolato. Qui la Ferrini che prova a ripartire ancora con la rapidità di Tuveri.
dal punto di vista fisico c'è un innegabile vantaggio in favore del Latte Dolce in questa finale, ma Ferrini che può sfruttare le sue armi senz'altro, e soprattutto di grande rapidità nella gestione delle ripartenze. Zonza ha rimesso in gioco forse in maniera non perfetta, infatti arriva il cambio fallo che premia invece il Latte Dolce con Francesco Canu, che riceve ancora il pallone, lo scambia ancora all'indietro con il compagno di squadra. Arriva la timida pressione da parte di Melis senza collaborazione da parte dei compagni, allora è facile qui l'avanzata del Latte Dolce, ha cercato il passaggio sul lungolinea, anticipo di Zonza e altra rimessa per l'11 sassarese con Canu. Carboni ancora all'indietro, Canu lascia rimbalzare il pallone qui Gadau, pallone che arriva puntualmente verso destra dove c'è ancora Puceddu, prova ad accentrarsi Puceddu, l'1-2 che riesce, il pallone sul destro, Puceddu semina il panico, entra in aria, il tiro a giro alto sopra la traversa, ma davvero ottima azione qui da parte del esterno offensivo di destra del Latte Dolce, che è partito in posizione molto larga, si è accentrato, buono anche l'1-2, poi il tiro centrale alto sopra la traversa, ma buon Latte Dolce fin qui senz'altro. Il rinvio di Boi, pallone che spiove, non riesce a toccarlo Alberto Milia, ribattuto in avanti con Mudadu che si lancia all'inseguimento, pallone che termina fuori, anzi si trattava di Salaris. E va Zonza con le mani per la Ferrini, recupera ancora Salaris, prova a lavorare questo pallone, viene anche sgambettato, punizione Latte Dolce. Canu rischia qualcosa con questo ennesimo cambio di gioco da sinistra a destra, attenzione perché poi il pallone diventa interessante per Manuel Canu, lato corto dell'area, entra all'interno dei 16 metri, poi va fuori per Salaris, calibra il destro in diagonale, troppo largo, ma ancora Latte Dolce a farsi vedere dalle parti di Boi, sempre con maggiore insistenza, mentre abbiamo ormai superato la metà di questo primo tempo, con il risultato che è ancora inchiodato sullo 0-0, ma ripetiamo più Latte Dolce che Ferrini senz'altro fino a questo punto. È diversa anche l'interpretazione della partita, con il Latte Dolce che prova a far gioco e la Ferrini che cerca invece di sfruttare soprattutto le ripartenze con la rapidità dei suoi uomini più avanzati. Qui un altro intervento dell'arbitro a sancire punizione in favore del Latte Dolce. Sarà Michele Carboni a battere con il sinistro. Mi ha sporcato il pallone Floris, poi raccolto facilmente da Boi. E ancora nulla di fatto per il Latte Dolce, comunque occupa con buona costanza la metà campo della Ferrini. Mentre ci avviciniamo alla mezz'ora del primo tempo, un'altra chiusura puntuale da parte di Fusco. Pallone che viene fatto rimbalzare da Mudadu, quindi giocato bene da Porcu in direzione di Puceddu. Si va ora per vie centrali, Carboni di prima in verticale, Mudadu spalle alla porta, ora si gira, appoggia ancora lateralmente, 1-2 che riesce con Carboni, il Latte Dolce che gioca ancora bene, Canu sbaglia però tutto con il tentativo di cross di prima intenzione con il sinistro. Trame però ancora una volta molto molto interessanti. Il Latte Dolce che direi fin qui ha interpretato meglio questo atto finale del campionato regionale giovanissimi. Ora i supporters della Ferrini comprendono un po' il momento di difficoltà della propria squadra, allora cercano
di farsi sentire. Qui era buono il taglio di Tuveri con il pallone però deviato, attenzione perché c'è spazio a sinistra per Manuel Canu, intervento qui scomposto da parte di Mantega e arriva non solo il calcio di punizione ma anche il primo cartellino giallo della partita all'indirizzo del numero 5 della Ferrini, Manuel Mantega, intervenuto in netto ritardo ai danni di Manuel Canu, assolutamente corretta qui la decisione arbitrale. Situazione che peraltro produce una interessante opportunità ancora su palla inattiva per il Latte Dolce. Lo specialista Michele Carboni è già pronto sul punto di battuta, momento favorevole per il Latte Dolce in questa prima frazione, 2 uomini in barriera intanto per la Ferrini. Si attende soltanto il fischio dell'arbitro che è arrivato in questo momento. Va Carboni, una battuta tagliata, allontanata dal difensore della Ferrini, insiste però Simone Porcu, che ha provato ad appoggiare lateralmente il recupero di palla da parte della Ferrini, un pallone buttato in avanti un po' alla cieca, facile l'anticipo del Latte Dolce che ormai ha preso il controllo della partita, almeno così sembra in questa fase. Qui l'anticipo, poi si lotta sul pallone, la Ferrini cerca di lanciarsi all'inseguimento di questo pallone, ci riesce con Zonza, ancora una volta fermato il suo tentativo di passaggio. Gadau, qui l'intervento è pulito sul pallone da parte dell'esterno di sinistra della Ferrini. Pallone ancora in possesso dei sassaresi. In ritardo invece Francesco Canu e abbiamo anche il secondo ammonito di questa partita. Pure Canu era in evidente ritardo su Simone Tuveri e allora arbitro che dimostra di adottare senz'altro lo stesso metro di giudizio. Gioco che è ripreso con il pallone che spiove, viene toccato da Zonza, ma a contrasto Carboni, agisce Labieni che prova a servire ancora Zonza, nessuno mette giù questo pallone, ci prova ora Cresci, anzi Gadau per il Latte Dolce senza trovare sbocchi in avanti. Il disimpegno qui è difettoso, allora Mudadu può partire, palla al piede sulla tre quarti, attenzione a Mudadu, il pallone sul mancino, c'è largo anche Canu, tarda però nel suggerimento giocatore del Latte Dolce, poi c'è il fallo evidente speso qui da Manuel Canu. Latte Dolce che avrebbe potuto gestire meglio questo pallone, un pizzico di ritardo qui nell'esecuzione da parte di Mudadu che poteva anche calciare, non lo ha fatto, poteva servire largo a sinistra Manuel Canu, ci ha pensato con un istante di ritardo, allora azione che è sfumata, mentre la Ferrini ha già battuto il calcio di punizione. Colpo di tacco qui da parte di Salaris e poi ancora Canu che prova ad andarsene via sulla sinistra, 2 avversari addirittura sulle sue tracce, allora deve desistere, appoggiare all'indietro verso Francesco Canu. Ora i 2 centrali di difesa del Latte Dolce che dialogano e poi trovano largo a destra Porcu, qui il pallone leggermente troppo avanzato per Gadau che ci arriva comunque, resiste anche al contrasto. Gadau che poi allarga a sinistra per Manuel Canu, ancora Canu vertice sinistra dell'area di rigore, preferisce ragionare Canu. Poi qui è sfortunato il numero 11 del Latte Dolce sul contrasto con Del Prete, l'ultimo a toccare il pallone è lui e respira la Ferrini. Il fallo subito dallo stesso Canu, diventa i principali protagonisti di questa fase del primo tempo.
pronto Edoardo Cresci per la battuta. A ridosso del limite dell'area arriva il colpo di testa che non sorprende, però Boi bravo a recuperare la posizione, a far suo il pallone. Colpo di testa abbastanza lento, innocuo, centrale. Si è fatto trovare pronto il portiere della Ferrini. Una partita abbastanza a senso unico fino a questo punto. E ancora uno spunto per Carboni, si lancia in velocità, buono il suggerimento per Salaris, allarga tutto a destra in maniera molto intelligente in direzione di Porcu, il tentativo sporco, poi Carboni e il compagno si disturbano, qui ingenuità per i ragazzi di mister Setti che pure stanno proponendo davvero un buon gioco. Arriva Porcu a prendersi un altro pallone, Carboni con tantissima qualità, avete visto anche la finezza, poi attenzione perché c'è in agguato Cresci, il suo destro viene murato in maniera provvidenziale da Labieni, con Boi che per un istante è stato anche fuori causa, rimane a terra intanto Zonza, se non vediamo male da questa posizione per la Ferrini. Azione confusa in questo caso. Azione comunque favorita da un buono spunto da parte di Michele Carboni, che è parso fin qui il più tecnico senz'altro tra i giocatori in campo per il latte dolce, ma direi in generale. C'è bisogno dell'intervento dello staff medico della Ferrini per soccorrere Zonza, mentre il latte dolce è già pronto per la battuta del calcio d'angolo da destra. Si rialza Zonza fortunatamente senza problemi, ma la Ferrini sarà chiamata a giocare momentaneamente in 10. Come detto c'è una superiorità anche in termini di fisico per i giocatori del latte dolce, può diventare interessante in occasione anche dei calci d'angolo. Vediamo se la sfrutta questa superiorità la squadra di Setti. Il cross molto tagliato sul primo palo, poi addirittura con i pugni deve allontanare. Non è finita ancora latte dolce in forcing offensivo ormai costante, riesce ad allontanare qui con il numero 2 Enardu, se non abbiamo visto male. Allora Enardu ancora in campo, appena sarà possibile cercheremo di riconoscere il giocatore della Ferrini che ha lasciato il campo in questo avvio di gara. Tanto va a contrasto Tuveri, ultimo a toccare lui, rimessa per Canu. Si gioca sostanzialmente una sola metà campo, quella offensiva del latte dolce, un calcione per allontanare il più possibile la sfera, la controlla con ottima padronanza tecnica Fusco, Porcu, poi Gadau, in un passaggio abbastanza prevedibile, intercettato. Vediamo se la Ferrini riesce stavolta a prodursi in contropiede. C'è il taglio in verticale di Tuveri, pallone troppo lungo, anche se l'intervento di Sanna qui si è rivelato un po' rischioso perché il pallone gli è inizialmente sfuggito dalle mani. Sua fortuna era solo, allora non ha faticato a recuperare la sfera in due tempi. Il pallone che spiove, il colpo di testa e poi Carboni che mette giù con due tocchi. Va a servire Francesco Canu, si gira Manuel Canu contro tre avversari, perde il rimpallo, ma il pallone è stato perso poi anche dalla Ferrini. Era l'impronta tecnica che i tecnici del latte dolce cercano di dare ai propri ragazzi, è un'impronta che si cerca poi di seguire fin quando questi ragazzi saranno pronti ad arrivare in prima squadra che ha sorpreso tutti in questa stagione nel girone G del campionato di Serie D, approdando fino ai playoff. Ci auguriamo ovviamente di rivedere, o di vedere meglio, nel più breve tempo possibile, qualcuno di questi interpreti anche in prima squadra. I prospetti non mancano, a cominciare, e sottolineo ancora una volta, da Michele Carboni, che qui però ha calibrato male la misura del lancio lungo con il destro.
giocatori del Latte Dolce che hanno idee chiare di gioco, sono ben posizionati in campo, questo depone ovviamente anche a favore di Mister Setti, e sembrano pronti, ripeto, anche dal punto di vista fisico. Intanto la battuta dalla distanza, la traversa della Ferrini non è finita, qui ancora un tentativo alto sopra la traversa da parte di Nicolazzei, e allora abbiamo detto Latte Dolce che fa gioco, Latte Dolce che ha provato più e più volte a mettere in difficoltà la Ferrini, ma che ha sofferto tanto in chiusura di primo tempo. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo al Centro Federale Tino Carta di Oristano, finale regionale categoria giovanissimi, 0-0 il risultato. Latte Dolce che ha fatto la partita nel primo tempo ma che ha rischiato grosso in conclusione con la traversa della Ferrini che ha fatto tremare Andrea Sanna, il portiere del Latte Dolce, che ha lasciato il campo per Francesco Panai, evidentemente qualche problema fisico anche per lui, seconda sostituzione della partita dunque dettata da infortuni. Era stato così in avvio di primo tempo per la Ferrini con l'ingresso in campo di Marco Zonza. Ormai si attende soltanto il fischio dell'arbitro che è arrivato in questo istante, iniziato dunque anche il secondo tempo. E dunque Ferrini che non può essere presa assolutamente sotto gamba dal Latte Dolce, che ha mostrato una superiorità di gioco abbastanza importante la prima frazione, ma che appunto ha corso un grave pericolo. Riparte la squadra di Mister Setti con Carboni, qui poi il passaggio di Porcu è assolutamente impreciso, Porcu che poi ha speso anche il fallo, provando l'azione di Enardu, anzi di Del Prete, chiedo scusa. Intanto è pronto sul punto di battuta del calcio di punizione con il numero 23 Labieni, proverà a mettere all'interno di 16 metri il giocatore della Ferrini, che va a calciare con il mancino verso il limite dell'area, il pallone allontanato, e poi è il Latte Dolce in questo caso che può provare a costruire un'azione di contropiede. Il pallone che passa per i piedi di Salaris lo lavora con grande attenzione, poi non riesce a dar sfogo al contropiede, allora deve costruire con pazienza. Il Latte Dolce è pronto, il cross da sinistra leggermente troppo avanzato per Mudadu, che cercava a sua volta di tagliare verso il primo palo. A vuoto di testa qui l'intervento di Porcu, poi Carboni che rischia anche di complicarsi un po' la vita, ma riesce a proporre un buon pallone, il tiro sul primo palo fuori, non di molto, poteva però calciare meglio qui Manuel Canu, se non abbiamo visto male, per il Latte Dolce, che dunque si rende pericoloso in avvio di ripresa con un altro pallone fatto spiovere dalla destra da parte di Michele Carboni, senz'altro tra i principali protagonisti della sfida fino a questo momento. Va con il rilancio poi
il pallone stoppato con il petto sempre da Carboni, lo sposta ma non riesce poi a controllarlo perché se lo allunga troppo. Del Prete già pronto con la rimessa in avanti per la Ferrini, trovato qui con il numero 9 Salvatore Floris, prova a rientrare con il destro, lo ferma però Fusco, poi prova a spazzare via Porcu, ci riesce parzialmente perché la Ferrini potrà comunque rimettere con le mani da zona offensiva. Sarà ancora il numero 3 Del Prete a incaricarsi della battuta con le mani, lunga un batti e ribatti con un altro calcione alla palla. Stavolta è la Ferrini che cerca di premere la situazione meteorologica che non è migliorata nel frattempo. Al centro federale Tino Carta arriva anche la pioggia. Porcu è pronto per la rimessa, ma c'è un giocatore del Latte Dolce a terra e dunque hanno permesso i soccorsi a Mudadu, che però è in grado di rialzarsi da solo, dunque c'è l'intervento della panchina. Se ne sono andati 3 minuti e mezzo nel secondo tempo, reti bianche ancora a Oristano, 0-0 tra Latte Dolce e Ferrini in questo atto conclusivo del campionato regionale giovanissimi. Qui facile l'anticipo, poi Ferrini che prova a lavorare il pallone in avanti con Floris, non trova sbocchi. Tranquilla qui l'uscita di Panai che può toccare il pallone per la prima volta nella sua partita, ricordiamo è entrato a inizio ripresa per rilevare Andrea Sanna. Prolunga la traiettoria del pallone Melis, attenzione ancora alla Ferrini con Tuveri, prova a spostare il pallone sul destro, riesce soltanto a puntare il suo avversario ma non a superarlo, acaba addirittura un tunnel in questo caso. Intanto siamo già dall'altra parte con Mudadu all'interno dell'area, Mudadu calcia sul primo palo, la respinta di Boi non stilisticamente perfetta ma comunque efficace, non è finita ancora Mudadu, qui era però in posizione di fuorigioco secondo l'assistente più che altro del direttore di gara, e allora sfuma questa azione del Latte Dolce. Qui c'è stata però la conclusione in porta potente ma non particolarmente angolata da parte di Mudadu. Poi ha risposto presente e ora va a prendersi il pallone per battere il calcio di punizione. Il rilancio lungo del portiere della Ferrini, il pallone che arriva lentamente dall'altra parte con un intervento sfortunato qui da parte di Milia. Porcu con le mani per il Latte Dolce, 5,5 se ne sono andati nel secondo tempo, chiedo scusa. Porcu sceglie sul lungolinea Manuel Canu, poi viene fermata l'azione di Gadau. Azzei per la Ferrini, prova a lanciare Tuveri dall'altra parte, larghissimo a sinistra, seguito da Porcu, ancora Tuveri che punta il fondo, riesce, anzi no, a guadagnare il calcio d'angolo. C'è una semplice rimessa dal fondo per il Latte Dolce con Tuveri che è stato evidentemente l'ultimo a toccare in questo caso. Carboni appoggia lateralmente verso Gadau, non riesce il suo dribbling, verticalizzazione improvvisa di Tuveri per Melis, fermato poi. Vediamo se riparte il Latte Dolce, qui lanciata la fuga di Manuel Canu, fermato in abbondante anticipo, il pallone messo oltre la linea laterale. Attenzione qui a Tuveri, si aprono degli spazi interessanti in questo secondo tempo per la Ferrini, forse sgambettato Tuveri, non è così secondo l'arbitro, si dispera il giocatore della Ferrini che però non ottiene udienza dall'arbitro. Sentite probabilmente in sottofondo anche le proteste
dei supporters della Ferrini. Latte dolce che riparte dalle mani di Porcu, che cerca Gadau, allontana Azzei. Poi prova a prolungare Salaris e ancora gioco fermo. Gioco fermo perché c'è un doppio cambio per il Latte dolce. Sta per entrare con il numero 18 Federico Piga. C'è l'uscita di Gadau e poi esce anche Manuel Canu, abbastanza vivace nel corso di questa fase di gara. Al suo posto c'è con il numero 16 Alessio Fenu. 3 cambi dunque fin qui per Gabriele Setti. È il gioco che può riprendere quando nel frattempo siamo arrivati al nono della ripresa, risultato sempre sullo 0-0. Un po' meglio la Ferrini. Il Latte dolce che non si propone offensivamente con la stessa costanza del primo tempo. Interessante il taglio proprio del nuovo entrato Alessio Fenu, che manda a lato con il destro dopo aver resistito bene alla carica del suo avversario. Chance Latte dolce al 10° del secondo tempo. Piede destro di Fenu. Il rinvio lungo di Boi, il pallone giocato ancora dal Latte dolce. Mudadu perde il pallone ma poi torna in maniera sembrava pulita. Non è così secondo l'arbitro, c'è il fallo ai danni di Tuveri, battuta rapida del calcio di punizione. Sarà tutto da ripetere. Contromossa della Ferrini, che sta per spedire in campo Nicolò Onnis con la maglia numero 18. Ed è uscito, se non abbiamo visto male, Labieni con il numero 23. È arrivata la battuta del calcio di punizione per la Ferrini, il pallone raccolto da Pugeddu e poi Porco che prova invece a lanciarsi in velocità, cerca anche un dribbling, anzi si trattava di Carboni. Panai ha fatto partire l'azione di Francesco Canu, 2 avversari saltati per lui e poi il suggerimento in avanti. Non è controllato poi sugli sviluppi da Pugeddu ed è terminato oltre la linea laterale. La rimessa eseguita dalla Ferrini con Latte dolce che libera con questo strano campanile, rischiando anche di combinare un mezzo guaio. Interviene l'arbitro che assegna il calcio di punizione nella zona arretrata per la formazione sassarese. Riparte dai piedi di Simone Porcu, non riesce nel controllo Alessio Fenu, poi Labieni che è ancora in campo, allora dovrebbe essere uscito invece Tuveri con il numero 20, pure lui è in campo. Allora vedremo un po' di riconoscere nel più breve tempo possibile il giocatore della Ferrini che ha lasciato il campo in luogo di Nicolò Onnis. Ferrini che può usufruire di un calcio di punizione. Ora
Siamo poco oltre la linea centrale del campo, c'è la Bieni sul punto di battuta, approfittano per avanzare i giocatori cagliaritani. Pallone gettato all'interno di 16 metri, interessante il colpo di testa qui di Alberto Milia, ma il pallone termina abbondantemente alla destra della porta difesa da Francesco Panai. Tredicesimo in corso, resiste lo 0-0, Panai sta per far riprendere il gioco qui al Centro Federale Tino Carta di Oristano. Diretta Sport ancora a raccontarvi il meglio del calcio giovanile isolano con questa finale regionale giovanissimi. Sventaglia con il mancino Carboni Fenu, interessante il suo controllo, poi Del Prete non si lascia sorprendere, subisce anche una carica irregolare il laterale di sinistra della Ferrini, autore fin qui di una prestazione assolutamente diligente. Va, caccia del pallone, Tuveri si lancia con grande generosità, arriva in anticipo però il difensore del Latte Dolce. Carboni prova a superare la guardia di due avversari, qui c'è probabilmente il fallo e così ai suoi danni una spinta da parte di Labieni, va un po' oltre le righe e viene redarguito verbalmente dall'arbitro. Vedete in piedi mister Setti a dare indicazioni ai suoi ragazzi, cercano di sbloccarla contro una Ferrini che però sta giocando con coraggio, con determinazione, con anche grande attenzione ai dettagli tattici di questa sfida. Intervento di testa di Fusco, ha raccolto Salaris per il Latte Dolce che poi ha cercato di aprire il gioco in direzione di Porcu, il pallone che passa, attenzione alla percussione di Pucedo in verticale per Mudadu, perde l'attimo per la battuta, la Ferrini si rifugia in corner, ancora Latte Dolce al quarto d'ora del secondo tempo. Andrà Carboni a mettere in mezzo, pallone verosimilmente a rientrare verso l'area piccola, la battuta del numero 10 verso il primo palo, poi allontana la Ferrini. Intervento di Canu, ribattuta di testa, ancora il pallone poi viene messo giù dalla Ferrini, c'era potenzialmente spazio per Zonza, poi pasticcia anche Francesco Canu, si allunga troppo il pallone e regala sostanzialmente questa rimessa in gioco alla Ferrini. Buono il dribbling qui per Zonza, poi ci mette una pezza il Latte Dolce. Trattava anzi di Onnis in precedenza, da nuovo entrato con il numero 18, un tentativo di colpo di tacco volante contropiede Latte Dolce, orchestrato ancora bene da Carboni. C'è il taglio a tutta velocità di Fenu, il pallone verticale proprio per lui, Fenu prova a battere poi in uscita ma non si lascia sorprendere il numero 1 della Ferrini. Bel contropiede del Latte Dolce al 17esimo della ripresa. Intelligente anche il taglio in verticale di Fenu, è bravo a chiudere lo specchio poi.
Il pallone gettato in avanti ancora da parte della Ferrini, il colpo di testa che rischia di smarcare Tuveri, ci arriva in tempo utile Tuveri perché riesce a guadagnare il calcio d'angolo per la Ferrini. Ferrini presente in partita nonostante alcune fasi di sofferenza. Ricordiamo la più importante occasione è capitata sui piedi dei cagliaritani, un tiro dalla distanza che è andato a incocciare sulla traversa proprio in conclusione di prima frazione. Arbitro che fa ritardare la battuta di questo calcio di punizione perché vuole parlare con due tra i contendenti. Cercano di liberarsi all'interno dell'area di rigore, tutto pronto. Ferrini che ci riprova, arriva il pallone a spiovere, insidioso, ma Panay si fa trovare pronto. Insidioso perché la sfera si abbassava proprio in prossimità del secondo palo. È stata buona la lettura del portiere del Latte Dolce. Iniziamo ad avvicinarsi verso la parte finale del secondo tempo e ancora la situazione di punteggio che non si sblocca. Ricordiamo che ovviamente trattandosi di una finale secca, in caso di parità al termine del tempo regolamentare si andrà avanti con i tempi supplementari e poi eventualmente anche con i calci di rigore. Punizione Latte Dolce con un lancio lungo a scavalcare la linea mediana del campo. Pucettu tocca verso Carboni prova a liberarsi, anzi si trattava di Mudadu. Ferrini prova a ricostruire, Porcu direttamente fuori, però non c'è l'intervento in questo caso da parte di Alessio Fenu. Lui ha avuto tra i piedi una buona opportunità in questa seconda frazione, opportunità che è tramontata in virtù della buona uscita bassa da parte di Voi. Ora Latte Dolce con Fenu, quel pallone sul settore di sinistra, qui ha provato a proteggerlo il giocatore della squadra di Mister Setti. L'ultima deviazione è stata di un giocatore della Ferrini. Allora rimessa in gioco eseguita, Carboni tocca di prima intenzione, pallone intercettato, prova a ripartire la Ferrini. Qui l'arbitro interviene con un istante di ritardo, andando a scatenare le ire dei giocatori del Latte Dolce che sostenevano con Fenu in particolare di aver recuperato in maniera regolare questo pallone. C'è la punizione per i cagliaritani che cercano in questo modo di guadagnare qualche metro. La battuta di Labieni lunga con il mancino, attenzione qui a Panay che poi ci arriva dopo il colpo di testa di Cresci. Labieni direttamente tra i piedi di Porcu, non riesce più ad andare in profondità come vorrebbe il Latte Dolce. Qui ancora Tuveri a sfruttare la sua abilità nell'uno contro uno, rientra sul destro ed espone però troppo il pallone al recupero di Michele Carboni, che ora lo protegge, lo porge lateralmente verso Cresci che rilancia lungo con il destro, il pallone raccolto da Mudadu, forse spinto, e così infatti arriva l'intervento dell'arbitro a comandare il calcio di punizione in favore del Latte Dolce. 23esimo del secondo tempo, non si schioda questa partita dal risultato di parità 0-0 con Pucettu, tocca corto all'indietro Carboni, tutto di prima. Quando possibile i giocatori del Latte Dolce cercano di giocare al massimo con 2 tocchi. Qui Mudadu può avanzare sulla tre quarti, fermato molto bene da dietro da Nicolazzei.
arriva Carboni, duello tra numeri 10 con Azzei che recupera in maniera pulita il pallone, tu vedi la sua discesa, qui c'è il fallo deciso, duro per fermare la sua ripartenza, giallo meritato per Cresci. Qualche problema fisico per il giocatore della Ferrini. Vediamo se c'è bisogno di un altro cambio per mister Virgilio Polidetti. E così c'è il cambio con l'uscita di Andrea Melis, infortunato, e l'ingresso in campo con il numero 11 di Cristian Zucca. Deve indietreggiare leggermente Labieni per battere questo calcio di punizione. Calcio in avanti col mancino, qui c'è uno scontro di gioco all'interno dell'area con il fallo che è stato commesso dal giocatore della Ferrini, per questa ragione il latte dolce. Ora il calcio di punizione già battuto con Panai, Porcu. Il suggerimento rasoterra, poi il tocco di prima intenzione per la corsa di Pugetu, ancora latte dolce, Pugetu qui prova a far passare per Mudadu con un istante di ritardo, ma già recuperato Carboni. Cresci e poi Canu che si rivede qui a sinistra, dopo un buonissimo primo tempo è stato cercato leggermente meno dai compagni in questa ripresa, attaccato meno soprattutto sulla corsia di sinistra il latte dolce, direi in linea generale. Di testa qui Mantega, raccoglie ancora Pugetu, buono lo spunto, ma è altrettanto bravo Labieni che non si lascia superare. Non è finito il duello tra i due, arriva a supporto anche Del Prete che ora può andare a portare palla nella metacampo offensiva della Ferrini. Bell'intervento in tackle di Carboni. Del Prete con le mani, intervento in anticipo di Porcu che mette il pallone oltre la linea laterale. Del Prete, poi il colpo di testa, allontana il latte dolce. L'ultimo tocco è stato di un giocatore della Ferrini, è già pronto Mudadu. Labieni raccoglie, squadre che si sono allungate, latte dolce che è inevitabilmente un po' calato dal punto di vista della produttività offensiva. Altro intervento molto rischioso, arbitro che interviene, altro cartellino giallo. Il destinatario, andiamo a vedere il numero di maglia, ma appena il giocatore si girerà in favore di telecamera andremo a riconoscere. Dovrebbe trattarsi di Salvatore Floris.
riprende il gioco, punizione latte dolce, piove il pallone allontanato da Mantega. Puceddu controlla ma si lascia soffiare il pallone da Del Prete, che poi si rifugia in fallo laterale. Va con le mani Porcu all'interno dell'area, altro intervento in tuffo da parte di Mantega, molto attento. Volta però deve concedere il calcio d'angolo. Qui l'uscita con il pugno da parte di Poi, e poi rischiava di diventare un po' intricata la situazione per la Ferrini, però è riuscita a spazzare via l'aria. Panai, poi pallone verso sinistra, l'avanzata di Canu che lancia lungo col mancino, si lancia all'inseguimento del pallone Mudadu, allontanato dalla Ferrini, che ora a sua volta prova a portarsi nella metà campo offensiva. Come detto, squadre allungate, aumentano gli errori, tanta stanchezza. Carboni, invito che arriva in direzione di Fenu, anzi si trattava del numero 18 Federico Piga, se non vediamo male da questa posizione. È così, Piga, pallone out e gioco fermo ancora sul terreno di gioco del Centro Federale Tino Carta, mezz'ora del secondo tempo, e ci sono, a proposito di stanchezza, dei problemi di crampi. Altra sostituzione in casa Ferrini Cagliari, c'è spazio per il numero 14 Fabrizio Lai. Ecco Lai che prende posto all'interno del terreno di gioco. Altro cambio, ennesimo, dettato da un infortunio per la Ferrini, abbastanza sfortunata anche in questa finale. Qui il cambio fallo dopo l'esecuzione errata da parte del giocatore del Latte Dolce. Allontana Zei per la Ferrini, pallone che già normalmente è nelle disponibilità del Latte Dolce, con Fenu che qui viene fermato efficacemente da Azzei ancora una volta. Puceddu, si gira Puceddu, prova a dettare il cross con il sinistro. Ferrini che a sua volta prova ad agire ora con Milia, protegge il pallone Del Prete, a sua volta riesce molto bene a liberarsi dalla guardia di Puceddu, poi guadagna questo fallo laterale mentre era rimasto a terra il giocatore della Ferrini. Crampi anche in questo caso.
Problemi purtroppo abbastanza delicati per il giocatore della Ferrini, costretto ad abbandonare il campo. Ennesimo cambio, stavolta tocca al numero 7, Mattia Melis. Ormai al 34esimo, nel frattempo ci sarà anche un abbondante recupero, immaginiamo, Del Prete rimesso in gioco per la Ferrini. Rilancio in avanti con Tuveri che prova a dialogare con il compagno, il pallone leggermente deviato, fallo laterale in zona d'attacco per la Ferrini che cerca di chiudere quantomeno in crescendo. Del Prete però sbaglia la misura del passaggio con le mani, quindi Labieni, sinistro da dimenticare. E poi Pugeddu per il latte dolce, cerca il lancio lungolinea per lo scatto di Fenu, che era però partito al di là della linea difensiva della Ferrini. Ha messo fuori Pugeddu, avanza Del Prete per rimettere in gioco con le mani. Del Prete verso Tuveri, c'è un tocco con la mano, infatti la situazione non sfugge all'arbitro che comanda un calcio di punizione dal vertice sinistro dell'area di rigore per la Ferrini Cagliari, che dunque in conclusione di questo secondo tempo può provare far correre dei pericoli al latte dolce, così come era stato in conclusione invece di primo tempo. C'è Tuveri, ci aspettiamo una battuta a giro con il destro abbastanza corposa, la barriera schierata da Panay, 4 elementi. Il fischio dell'arbitro, la battuta di Tuveri raccolta con grande facilità da Panay qui. Una sorta di telefonata per il portiere del latte dolce. Scivola Mudadu, ma riesce a portare il pallone a servire Fenu, la battuta anche qui centrale, nessun problema per voi. Pallone che passa qui in direzione del nuovo entrato Melis, attenzione alla Ferrini che prova a sfondare sull'out di sinistra, tiene molto bene nell'1 contro 1 Edoardo Cresci e ottiene pure la rimessa da fondo campo. Sta arrivando l'ennesimo cambio della partita, spazio ora per il numero 14 sassarese Nicola Poddighe. Lascia il campo invece Antonio Salaris.
come vedete la qualità del gioco è un po' calata in Casa Latte e Dolce. Ferrini accanto proprio prova ad approfittare di qualche spazio in più. La partita è comunque ancora equilibrata quando anche il secondo tempo ormai volge al termine. Qui interessante l'apertura a sinistra per Del Prete, ma ancora energie da spendere. Porcu, fallo laterale per la Ferrini tra le proteste dei giocatori sassaresi. Colpo di testa di Porcu che non riesce però ad allontanare granché. Attenzione al tentativo di battuta da parte di Onnis. Facile qui la parata di Panay. 39esimo ormai in corso, sempre più imponente lo spettro dei tempi supplementari su questa partita e infatti finisce 0-0, si andrà ai 2 tempi supplementari. Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Scontro al vertice nel campionato di Serie D, Girone G, Sassari Latte e Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e il Bosa in vantaggio. Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, però poi rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Non sono bastati i tempi regolamentari per assegnare il titolo regionale della categoria giovanissimi tra Latte Dolce e Ferrini. C'è bisogno di ricorrere ai tempi supplementari che iniziano in questo istante con il primo possesso e la battuta del calcio d'inizio che sarà opera della squadra cagliaritana. Ultimi controlli da parte dell'arbitro e si inizia in questo momento. Squadre che si sono proposte nel corso del primo tempo su buoni ritmi, soprattutto il Latte Dolce che ha cercato di fare di più, ma la migliore occasione, ricordiamo, della partita è capitata sui piedi della Ferrini, una traversa in conclusione del primo tempo. Squadre che poi sono inevitabilmente calate nella ripresa anche a causa della stanchezza, tanti infortuni soprattutto in casa Ferrini, partita che è calata abbastanza. Vedremo se questa piccolissima pausa sarà servita in qualche modo a riorganizzare le idee tra il termine del tempo regolamentare e l'inizio del supplementare. Batti e ribatti di testa, poi il pallone che viene giocato dalla Ferrini, c'è il contrasto che coinvolge anche il nuovo entrato in casa sassarese Nicola Poddighe. Rimessa in gioco battuta, attenzione alla Ferrini sulla tre quarti con Tuveri, il pallone respinto da Azzei e allontana ancora una volta Porcu. Porcu prova a giocare quel pallone sul lungolinea ma non trova destinatari. Il rinvio di Boi, colpo di testa ancora a ridosso della zona centrale del campo, quindi Poddighe prova a controllare, resiste la carica in mezzo a due avversari. Interessante il suo spunto Poddighe che poi deve allargare il gioco, lo fa bene all'indirizzo di Fenu prova a puntare Del Prete nell'1 contro 1, il suo cross con il pallone che si spegne direttamente sul fondo senza deviazioni. Si tratterà di semplice rimessa da parte di Boi.
il rinvio di Boi, il duello aereo vinto qui da Carboni, immediata la verticalizzazione per Poddighe, prova a battere Boi in uscita, non desiste Poddighe che ci ha provato un'altra volta, ma il pallone è stato salvato sul primo palo. Latte Dolce torna a verticalizzare il gioco e non a caso crea un'occasione importante, qui la battuta dalla distanza, il pallone sul palo, incredibile conclusione lasciata partire da Federico Piga. Latte Dolce vicino al vantaggio in apertura di primo tempo supplementare. Destro molto insidioso di Piga, come detto anche il vento probabilmente ha influito in questo caso, Boi che ha faticato a leggere la traiettoria, è riuscito comunque a salvarsi. Attenzione dall'altra parte anche la Ferrini, qui posizione irregolare invece per Cristian Zucca, e Setti si arrabbia un po' con i suoi difensori, in questo caso Rei evidentemente di aver lasciato un po' troppo spazio all'iniziativa del giocatore della Ferrini. L'anticipo secco, poi l'intervento di Canu, il Latte Dolce che ci riprova, che ha ripreso fiducia in questo tempo supplementare. Poddighe, il velo per Mudadu, era un'ottima idea ma è arrivata la chiusura tempestiva da parte del difensore della Ferrini, il pallone che si sposta poi verso sinistra, lo lavora Fenu, un po' solo là davanti ma riesce comunque ad arrivare sul pallone. Zucca deve fare tutto da solo, Zucca, arriva Cresci che interviene regolarmente. Squadre ancora lunghissime, siamo già dall'altra parte con Pugedu, intervento qui in sforbiciata molto rischioso cercato da Manuel Mantega, con la Ferrini che si salva. Ancora Latte Dolce qui con Piga, poi Mudadu sulla tre quarti, avvolgente la manovra della squadra sassarese, qui un po' affrettata invece la conclusione dalla distanza, altissima la conclusione sopra la traversa. Ancora Latte Dolce, sempre con Piga, si è acceso questo primo tempo supplementare. Mudadu al limite, Mudadu dialoga ancora con Piga, restituisce all'indietro, perde il tempo per la battuta il Latte Dolce, comunque ora si sposta sulla destra, buono lo spunto di Puceddu, il cross arretrato, arriva Mantega e poi parte il contropiede della Ferrini, rapidissimo, attenzione, 3 contro 3, Tuferi, palla al piede, Tuferi, la sua percussione, seguito da due avversari, forse anche sgambettato, e così infatti c'è il calcio di punizione e l'ammonizione per Fusco. Appare corretta anche qui la decisione dell'arbitro. Sarà la Bieni a battere con il sinistro dritto in porta, immaginiamo. La battuta di Labieni, il tiro a giro, il pallone fuori di poco,
Gran bel calcio di punizione qui per Francesco Labieni. Panai, va detto, era in ogni modo sulla traiettoria della sfera. Raccoglie Poddighe, poggia per vie centrali con Carboni. Lattedolce che avanza e il pallone ancora in verticale, qui lo scavetto con Boi in uscita che riesce ancora a chiudere lo specchio. Altra opportunità, primo tempo supplementare davvero avvincente. Calcio d'angolo per il Lattedolce da destra, a prendersi il pallone per la battuta Piga. Battuta del calcio d'angolo, il pallone allontanato, ma è ancora tra i piedi di Piga. Stavolta penso una sorta di tiro cross, pallone che si alza troppo, però è nulla di fatto. Il rinvio di Boi, pallone che rimbalza, lo va a calciare con il sinistro in avanti Carboni, sperando nello scatto di Poddighe, e si è tornati nuovamente dalle parti di Boi. Sta per scadere il primo tempo supplementare, sempre 0-0 il risultato. Punizione Ferrini, intervento irregolare ai danni del numero 18 Nicolò Onnis. Ma tutta la punizione larga a sinistra, Tuveri non riesce a dare continuità alla sua azione, pallone fuori, finisce il primo tempo supplementare, il risultato che non si schioda dal punteggio di 0-0. Via al secondo tempo supplementare, con il Lattedolce che ora attacca da sinistra verso destra, subito un lancio lungo fuori misura. Raccoglie Poddighe, cerca di girare in direzione di Fenu, attenta alla chiusura ancora una volta dei difensori della Ferrini. Dentro per il Lattedolce ora con il numero 13 anche Marco Tugulu, che prova ad aggirare la guardia di Del Prete, che si rifugia però sempre oltre la linea laterale. Perché il dribbling, Carboni, addirittura la Veronica, Tugulu in diagonale dalla distanza, pallone respinto, raccolto poi da Tuveri, prova a ripartire la Ferrini, ora affidandosi anche al numero 7 Mattia Melis. Tuveri, intervento di Tugulu sul pallone secondo l'arbitro, allora c'è il contrattacco del Lattedolce, il pallone all'interno dell'area, messo in mezzo, raccoglie Boi facilmente. Attenzione a Piga per il Lattedolce sulla tre quarti, un tiro molto debole, e ancora Boi con tutta facilità può andare a raccogliere il pallone, farlo suo.
La rimessa qui è per il latte dolce, eseguita da Piga verso Poddighe, taglia sulla destra Piga sperando di ricevere il pallone ancora da Poddighe, interviene Tugulu, ci mette un piede il giocatore della Ferrini, e qui scivola al momento della battuta e dunque vanificato questo potenziale contropiede cagliaritano. Il tocco di testa ancora da parte di Carboni, ancora un pallone buttato in avanti, lo scatto a tutta rapidità di Cristian Zucca mette un po' in apprensione Panay, costretto a calciare il più lontano possibile questo pallone. Attenzione alla Ferrini, lato corto dell'area, la percussione da parte di Zucca, fermato in corner, anzi no, l'arbitro fa accenno, si tratterà di rimessa dal fondo per Panay, già battuta. Carboni in avanti, pallone respinto, ancora latte dolce, diversi errori di misura in questa fase, imputabili, ripetiamo ancora una volta, soprattutto alla stanchezza. Qui attenzione, Piga può pensare al tiro, la rasoiata in diagonale, pallone fuori, non di molto però, si rivede il latte dolce, questa fase centrale del secondo tempo supplementare. Il rinvio di Boi, qui c'è probabilmente una trattenuta non fallosa però secondo l'arbitro, dunque il latte dolce può cercare di costruire qualcosa. Dall'altra parte c'è l'intervento poi in anticipo da parte del numero 3 della Ferrini, del Prete, intervento poi scomposto, vediamo se arriva un altro cartellino giallo. Graziato qui il laterale di sinistra della Ferrini, l'arbitro decide di non estrarre appunto il cartellino giallo. Si riprenderà ovviamente con il calcio di punizione in favore del latte dolce, con la battuta profonda da parte di Fusco, altro intervento dell'arbitro, probabilmente da ripetere questo calcio di punizione. E così infatti la battuta non ben eseguita da parte di Cresci, poi c'è stato anche il fallo che permette alla Ferrini di respirare. Deve allontanare questo pallone Porcu, cerca un dribbling che non gli riesce, infatti si allunga il pallone e concede la rimessa in attacco alla Ferrini. Arriva Del Prete a prendersi il pallone, si gioca poco ormai in questa fase conclusiva del secondo tempo supplementare, le squadre sembrano ormai rassegnate ad andare a giocarsi questo titolo regionale ai calci di rigore. Del Prete raccoglie la respinta, prova a riproporre in avanti, allontana ancora il latte dolce, il pallone poi successivamente raccolto dalla squadra sassarese. Vediamo se parte qui il contropiede con le poche energie residue per la squadra di mister Setti. Il Fusco aspettava il pallone sui piedi, chiedo scusa, si trattava
di Francesco Canu invece aspettava il pallone sui piedi, viene poi seccamente anticipato ancora dall'avversario. Nuovamente latte dolce con Simone Porcu, ancora un suggerimento impreciso, ma però evidente quanto la qualità della manovra del latte dolce stia risentendo dello sforzo, della stanchezza che ovviamente non manca anche tra le fila della Ferrini, che però continua a cercare spesso e volentieri l'azione di contropiede. Attenzione qui al tiro da parte di Mudadu dal limite dell'area, pallone prende un giro un po' strano, si allarga, termina abbastanza distante dal palo alla destra di Boi. L'arbitro però ha notato una deviazione su questo tiro e allora ci sarà il corner a sinistra per il latte dolce. Attenzione perché le palle inattive in queste situazioni si rivelano spesso determinanti. Si allarga Poddi che vuole il pallone sui piedi, Zucca se ne accorge, però allora arriverà il cross a rientrare allontanato di testa da Mantega per la Ferrini. Messo giù il pallone, arriva da quest'altra parte il movimento di Del Prete, ignorato. Zucca qui si libera con una spinta e punizione latte dolce. Carboni resiste alla prima carica, non ha la seconda, a questo punto però interviene l'arbitro. Punizione latte dolce. Qui l'ultimo a toccare è stato il giocatore della Ferrini sull'intervento di Fenu. Pronto per rimettere in gioco Simone Porcu. Tugulu. Poi piga, il cross basso, ci mette un piede Mantega. Michele Carboni per la battuta del calcio d'angolo, tagliato a una mano, poi allontana, poi il fallo di confusione fischiato dall'arbitro, punizione Ferrini. Come si attende soltanto il triplice fischio per rinviare a questo punto la contesa ai calci di rigore. Fischio finale che sta per arrivare al nostro cronometro, poi con il rilancio lungo arriva qui Alberto Milia per la Ferrini, forse una trattenuta. Qui l'arbitro ha lasciato giocare tanto nel corso di questa partita, è coerente anche in questo caso. Attenzione al latte dolce, Poddi che arriva di gran carriera all'interno dei 16 metri, salva tutto Mantega, finisce qui la partita 0-0 e si va ai calci di rigore. Vuoi vivere un'estate frizzante sui campi della tua città? Te la senti di rincorrere un pallone per 8 ore al giorno? Tuffarti in piscina sotto un sole cocente? Fare nuove amicizie in totale sicurezza? Conoscere istruttori in grado di regalarti momenti indimenticabili? Tante domande, un'unica soluzione. D-Sport SBC Summer Village 2019, lo spazio per tutti. Il nostro campo estivo multisport è dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni sui campi della Sigma in via Castiglione a Cagliari. Basket, calcio, nuoto, tennis tavolo, cinema, belle arti, decoupage e micromagia. Il tutto con catering di qualità, servizio navetta e addetti alla sicurezza. Ermanno Iacci, Mauro Farris, Ariana Melis e Consuelo Scameroni con il loro staff ti aspettano. Ma affrettati, i posti sono limitati. E il latte dolce a presentarsi per primo dal dischetto. Si deciderà dagli 11 metri questo titolo regionale della categoria giovanissimi. Il primo a battere è Andrea Fusco
per il latte dolce, la sua rincorsa, il tiro e la parata di Boi che si distende sulla sua destra e disinnesca la conclusione del difensore del latte dolce. Molto molto bravo Boi, anche perché il rigore non era stato tirato male da Fusco, che aveva angolato, il tiro era pure teso. Bravissimo Boi, davvero complimenti al portiere della Ferrini. E ora toccherà a Panay. Per la Ferrini cercherà la trasformazione invece Mattia Melis. La sua rincorsa, il tiro di Melis con grande freddezza spiazza Panay. La Ferrini realizza e si porta in vantaggio 1-0. Vedremo allora se Salvatore Mudadu per il latte dolce mostrerà maggior freddezza rispetto al compagno Andrea Fusco, che ha fallito il primo tiro dagli 11 metri per il latte dolce. Va Mudadu, altro tiro non perfetto qui, però è fortunato il giocatore del latte dolce, il pallone passa sotto le mani del portiere e allora pareggia i conti il latte dolce, che ovviamente però ha tirato un rigore in più. 1-1, vedremo chi ci proverà ora per la Ferrini. Si tratterà di Alberto Del Prete. Secondo rigore per la Ferrini, va Del Prete, rincorsa corta, spiazzato Panay. Seconda rete per la Ferrini. Terzo rigore per il latte dolce, si presenta ora Federico Piga, entrato nel corso del secondo tempo, buona la sua vivacità sull'esterno offensivo per il latte dolce. Battuta di Piga con il destro, freddissimo qui, incrocia e spiazza nettamente Boi, provando la seconda realizzazione per il latte dolce. Latte dolce che ha bisogno però di una parata da parte di Panay. Ferrini che fin qui ha realizzato entrambi i calci di rigore a sua disposizione. E ora con il numero 11 si presenta sul dischetto Cristian Zucca. La Zucca, spiazzato ancora Panay. Che freddezza per i giocatori della Ferrini. 3 rigori su 3 mandati a segno. Panay che pure qui non ha indovinato l'angolo, come era stato anche in occasione del rigore precedente. Tocca adesso a Edoardo Cresci per il latte dolce. Ma col mancino Cresci, trasformazione centrale e altra rete. Si era buttato sulla sua destra Boi.
Francesco Labieni, ancora un mancino per la Ferrini, ancora spiazzato Panai. Quarta rete per la Ferrini. E allora, in caso di errore, qui per il Latte Dolce il titolo regionale giovanissimi prenderà la strada di Cagliari. Vediamo se arriva un altro miracolo da parte di Luca Boi. Elemento di maggior spessore tecnico del Latte Dolce, Michele Carboni cercherà di tener vive le speranze della sua squadra. Anche lui col sinistro cercherà la trasformazione. Saltella sulla linea di porta, Boi va Carboni, la parata di Boi e finisce qui. La Ferrini è campione regionale nella categoria giovanissime. Deve ringraziare tanto il suo portiere Luca Boi, che ha parato ben 2 conclusioni dal dischetto. Grande delusione per il Latte Dolce, che aveva interpretato molto bene la partita, soprattutto nella fase iniziale, ma non è bastato. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco